Buona serata, altra puntata di preview, una puntata particolare perché ci avviciniamo alla partita fra Catania e Sorrento, anche se mancano ancora 3 giorni alla gara dei rossazzurri che nel frattempo 2 giorni fa hanno eliminato il Pescara dalla Coppa Italia e si sono qualificati alle semifinali della competizione nazionale per le rappresentative ovviamente di Serie C. Parleremo di tutto questo, parleremo della prossima partita del Catania insieme a un giocatore del Catania. Grazie Ciccio La Pisarda, Grazie ciao, a voi, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo anche contenti, ma per una volta si gioca il lunedì e dunque Preview può ospitare un giocatore del Catania. Ringraziamo per questo ovviamente Angelo Scaltriti che rappresenta insomma la comunicazione per quanto riguarda il Catania. Con me anche Pierpaolo Alderisi, buonasera, ciao Pierpaolo, Marco, buonasera a tutti, coordinatore delle rappresentative di calcio a 11 della federazione regionale della LND, e poi come sempre Gianluca Russo, ciao Gianluca. Buonasera a tutti, grazie. E poi dulcis in fundo, come sempre, la nostra Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao agli amici e alle amiche a casa. La linea WhatsApp è già in fibrillazione per il nostro super ospite di stasera, 342 771 2855. Allora Naomi, io torno subito da te, che ci fai il punto della situazione per quanto riguarda prossimo turno e classifica, e poi entriamo nel vivo della trasmissione. Il prossimo turno che inizia domani, quindi 16 dicembre, alle 16:15 c'è Potenza Messina, alle 18:30 si gioca Juve Stabia Virtus Francavilla, domenica alle 18:30 c'è Avellino Taranto, ancora Monopoli Crotone, Monterosi Turris, mentre alle 20:45 si gioca Brindisi Picerno. Lunedì ore 20:45 c'è Casertana Giuliano, Catania Sorrento, Cerignola Foggia, Latina Benevento. Mentre la classifica in questo momento vede ancora in testa la Juve Stabia a 36 punti, seguita da Picerno a 33 punti, Casertana 31, Avellino 30, Taranto, Crotone e Benevento 29, Latina 26, Giuliano 25, Cerignola, Catania e Foggia 22 punti, Sorrento e Potenza 19, Monopoli 18, Virtus Francavilla Messina 17, Turris 16, Brindisi 13, Monterosi 9 punti. Grazie Naomi, fra poco tornerò da te per le considerazioni da parte del pubblico e anche per le considerazioni social. Ciccio? Francesco? Ciccio, no? Insomma, dai, mi sembra... Come ti trovi? Ti piace il seggio? Stai attento a quello che... Anche perché poi non la penserai allo stesso modo alla fine della trasmissione. Invece noi... Come va? Dopo la partita con il Pescara sicuramente meglio per la squadra, ma immagino anche per te. No, bene, dai, era una vittoria che cercavamo, volevamo assolutamente passare il turno, anche perché venivamo da una prestazione non brillantissima a Messina, quindi era una cosa importantissima vincere, l'abbiamo fatto e ora ci aspetta un altro sorteggio, vediamo chi becchiamo per cercare di arrivare in finale. No, vabbè, ormai è indifferente. Ormai è indifferente, sì. Si gioca per vincerla. A proposito di vincere, noi con il nostro Ottavio Longo ti abbiamo dedicato una clip che racconta un po' tanti momenti felici della tua esperienza in rossazzurro. Andiamo a guardarla assieme. La Pisarda accolto da un'ovazione da parte del pubblico.
insomma, in un minuto e mezzo condensato un po' della tua vita, insomma, il rosso-azzurro in questo anno e mezzo. Emozioni tante, grazie, sì, immagino. è sempre un'emozione rivedere tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Penso che sia stata l'emozione più grande in assoluto da quando ho iniziato a giocare. Ho fatto questa scelta proprio per vivere questi momenti e speriamo che ce ne siano ancora in futuro. Anche perché tu sei appunto rappresentante di quella catanesità di cui tanto si è parlato, soprattutto nella stagione scorsa al Catania. Bene, ora sono finiti i momenti positivi, andiamo al... No, sto scherzando, andiamo a qualche domanda che le prime le lascio a Pierpaolo e a Gianluca. Io avevo una curiosità, ovviamente premetto che la domanda non vuole portarti su un paragone fra Tabiani e Lucarelli, che sarebbe inutile e altrettanto sgradevole. Però avevo la curiosità di chiederti se c'è un principio di gioco in particolare, al di là del sistema adottato e prescelto, che mette proprio marca una differenza netta fra Lucarelli e Tabiani. Ma diciamo che prima badavamo molto di più sotto l'aspetto del gioco, del palleggio, mentre adesso cerchiamo di verticalizzare più in fretta per arrivare subito davanti e cercare di creare superiorità con gli esterni e mettere l'uno contro uno i nostri esterni d'attacco. Grazie. Gianluca. Io sì, una curiosità ce l'ho, ed è questa, Francesco, in virtù delle tue caratteristiche, che sono molto particolari come terzino, no? Ti trovi meglio nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3? Per me cambia poco, perché comunque sembra una difesa a 4, quindi è indifferente perché, come dicevo, essendo una difesa a 4, quindi il mio modo di giocare rimane sempre uguale a quello che possa essere un 4-2-3 o un 4-2-3-1. Ok, grazie. Intanto, prima di fare qualche altra domanda a Francesco, vi dico che ci è arrivata notizia che è ufficiale che la gara fra Catania e Sorrento si giocherà in assenza di spettatori. Oggi era arrivata la notizia appunto che prevedeva appunto che si giocasse a porte chiuse dopo la pronuncia dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha dato indicazioni appunto di chiudere il Massimino per questa partita. Lo sapete, tutto è riferito ai fatti che sono successi prima della partita di Coppa Italia fra Catania e Pescara, che hanno portato anche a 2 arresti. Dunque ci arriva appunto la comunicazione che è ufficiale, che la gara si giocherà a porte chiuse. Insomma, non è una bella notizia ovviamente per voi, Ciccio. No, assolutamente, anche perché ci dispiace non avere i nostri tifosi, però è anche vero che quello che è successo è molto grave. Sicuramente ne pagheranno un po' tutti, anche chi non ha colpe, però... Soprattutto chi non ha colpe. Però è stata presa questa decisione e andiamo avanti. Senti, gruppo Catania, si dice tanto, no? I vecchi, quelli della vecchia guardia che hanno vinto la Serie D. C'è stata anche una reazione di qualcuno di voi, De Luca, che insomma non ha vissuto una stagione di grande livello, soprattutto per tutto quello che è successo fino alle ultime 4-5 partite. La tua partita con il Pescara, insomma, ci siete sempre, siete una spina dorsale importante di questa squadra. No, ma non voglio fare differenze fra i vecchi e i nuovi. Ma assolutamente non c'è nessuna differenza. Il nostro compito era anche quello, e soprattutto di fare ambientare prima possibile i nuovi. Sapevamo che comunque, abbiamo visto che comunque la squadra, come sapete, è stata fatta quasi tutta nuova, non so se 18, forse 17, molti sono quelli 18 nuovi. innesti, e penso che siamo stati bravi anche lì, quelli che siamo rimasti l'anno scorso, a dare una mano ai nuovi per cercare di ambientarsi subito e far capire da subito la città e quello che vuole il tifoso catanese. State facendo gruppo importante in questo momento lo avete dimostrato col Pescara, ma per tirarvi fuori anche da una situazione negativa indubbiamente in campionato e da una prestazione negativa, quella col Messina. Ma io penso che il gruppo lo siamo sempre stati, poi a prescindere delle difficoltà che ci sono ogni anno, poi magari alcune partite non meritavamo anche nemmeno di perdere, e il risultato finale condiziona in negativo un po' tutto quello che è stato.
però siamo un gruppo molto unito e stiamo cercando assolutamente di risollevarci e cercare di scalare la classifica, perché al di là della Coppa sì che porta un'agevolazione nei playoff, però l'obiettivo principale rimane quello di scalare più posizioni possibili in campionato. Quello ovviamente di scalare le posizioni in campionato. Abbiamo detto dei giocatori dell'anno scorso, c'è un Castellini che ad esempio dovunque lo metti suona, no? Ma Tu Alessio, che lo conosci bene. Alessio è un giocatore molto, molto affidabile, anche l'anno scorso scherzando gli diceva che non c'aveva niente di giovane. È quasi un vecchio, tra virgolette. Ha fatto molto bene l'anno scorso e si sta dimostrando anche in un campionato più forte, molto all'altezza, e sta facendo molto bene. Sta facendo molto bene. Io tornerei da Naomi intanto per considerazione. Dici tu, Naomi, se social oppure se messaggi. Vi leggo qualche messaggio mentre la regia prepara i social. Facciamo Benissimo, entrambe le cose, va perfetto, bene? bravo. Qualche messaggio di benvenuto per Ciccio. Scrivono: quello dell'anno scorso è stata una stagione indimenticabile e Ciccio è uno degli autori di questo successo. Grazie, continua così. Poi ancora, che emozione il video per Rapisarda. Adesso ci spostiamo su Instagram perché Ciccio ieri ha pubblicato un post. Serata di Coppa, in tutti i sensi, Ciccio. Vabbè. Mi dispiace appunto per questo, che qualcuno ha commentato che ha frainteso un po' quello che ho scritto. Poi No, ma non abbiamo mi dissocio assolutamente. La mettiamo a ridere perché la mettiamo a ridere, la però cosa ci si tenevo presta, è a chiaro. precisare questa cosa, perché Hai fatto bene. di ridere penso non c'è ci sia niente, niente. è vero. È stato frainteso il messaggio, poi anche perché qualcuno l'ha scritto, quindi Sì. ci dissociamo assolutamente da quello che è successo No, vabbè, fuori. la posizione e- della società è chiara e anche la posizione di Ciccio l'hai espressa prima, però insomma il post, Il post è sembrato un po'. si presta un po'. Mentre per quando si dice la difesa balla, ma letteralmente, ecco, che un po' ci ricordano anche le famose ballerine di Tabiani. Vi ricordate quando Tabiani, in realtà Patanè appellò i giocatori ballerini durante l'era Tabiani? No, vabbè, sì, ve lo ricordate. Sì, Vabbè, certo. mentre per quanto riguarda ancora social e meme, ma va passu Lodi. Vabbè, effettivamente per come ha giocato l'ultima partita, questo possiamo dire. Per il momento è quanto, dai social è tutto. E ne parleremo un po' delle posizioni proprio dei centrocampisti con Gianluca e con Pierpaolo insieme a Ciccio Rapisarda fra poco. Io volevo tornare da voi con altre due considerazioni e poi ci proiettiamo verso la prossima partita. Pierpaolo e Gianluca. Mi chiedevo, almeno dal di fuori, penso, no, nel percorso che la squadra ha fatto, il cambio di allenatore, ritengo insomma che sia molto importante riuscire ad arrivare alla sosta, perché lì ovviamente immagino il lavoro di Lucarelli sia stato soprattutto di natura motivazionale, ecco, oltre che tecnica e tattica, ma soprattutto di natura motivazionale. Quindi quanto percepite voi l'importanza di arrivare a questo periodo di sosta per poter lavorare alcune settimane in continuità e poter costruire qualcosa, e quanto pensate sia importante arrivarci, ora c'è l'orizzonte di queste due partite, magari con due vittorie? Sicuramente da quando è arrivato il mister non siamo riusciti a fare tantissimo, anche perché abbiamo fatto, forse non lo so, in un mesetto un bel po' di partite. Esatto. Abbiamo giocato ogni 3 giorni e il lavoro il tempo era pochissimo per preparare qualcosa, perché subito rientravi, preparavi la nuova partita, rigiocavi e così via per un bel po'. Sicuramente servirà tantissimo la sosta per recuperare anche qualcuno che è fuori. Sì. Sicuramente avremo un po' di tempo in più per lavorare, per far sì che l'idea del mister la possiamo aumentare un po', Esatto. aumentare un po' quello che ci chiede di fare, Esatto. per arrivare poi all'inizio del nuovo anno nel migliore dei modi. Sì, no, volevo chiedere una curiosità più che altro. In passato hai giocato come braccetto a difesa a 3, hai fatto il quinto, adesso giochi quarto, un terzino di gamba, per anni è stato top 3 nella classifica dei cross In Serie C. Sì, in Serie C. Dico, cosa ti cambia quando giochi da quinto e quando giochi da quarto di difesa? Ovviamente cambia tanto, ma diamo per esempio, dico, un consiglio a questi giovani calciatori che ti vedono andare da terzino come un treno e fare entrambe le fasi. Ecco, cosa vorresti consigliare ai giovani calciatori che ti vedono la domenica? Magari da
da quinto c'hai meno compiti a livello difensivo, perché devi riuscire a chiudere il secondo palo quando la palla è dal lato opposto, ma devi essere altrettanto bravo a ritornare indietro per fare la diagonale. Cambia tanto, ma allo stesso tempo cambia poco, perché comunque al di là di tutto il lavoro del quinto e del quarto è saper difendere e saper ripartire. Quello che io, una cosa che voglio dire ai giovani che voglio consigliare ai giovani è di divertirsi. Perché al giorno d'oggi vedo troppa pressione su questi ragazzi e non si stanno godendo più quello che è il vero gioco del calcio, che è quello il piacere di del divertirsi, pallone, il piacere di giocare, di divertirsi. Già da piccolini sono imposte troppe cose, quindi un consiglio che gli do è di divertirsi e cercare di farlo con spensieratezza. Un consiglio che diamo anche ai genitori. Soprattutto Ai genitori, perché io lo sono e so quanto ne vedo di genitori che insomma condizionano un po' troppo i propri figli. C'avete voi un genitore, fra virgolette, nel Catania, il presidente Pelligra, ovviamente ho detto fra virgolette, che dopo la partita con il Pescara ha rilasciato ai nostri microfoni queste dichiarazioni. Ascoltiamolo. È arrivato lei e il Catania ha fatto una bellissima prestazione. La squadra che abbiamo noi è forte. Noi questi 3-4 mesi è stato un po' difficile perché la Serie C è difficile, ma però come a Catania noi stiamo facendo questi cambi e diventare più forti e a vincere. Noi come Catania solo capiamo questo. Ora noi stiamo facendo un'evaluazione per vedere cosa dobbiamo fare e questi giorni, mentre che sono qua, facciamo le decisioni per quello da fare. Vedrà anche la partita col Sorrento. Sì, grazie. Vedrà anche la partita col Sorrento, il presidente del Catania che è arrivato proprio in la giornata della partita con il Pescara. Vabbè, ovviamente il rapporto con lui lo sappiamo, insomma, quello che avete, non lo vedete tantissimo, insomma, è sempre ottimo. È sempre presente, al di là di tutto, è sempre presente, fa piacere rivederlo ogni tanto qui, anche perché ha tanti impegni lavorativi, quindi vive anche dall'altra parte del mondo. Insomma, è un po' difficile arrivare a essere sempre qui. E oggi abbiamo letto anche sul giornale, sul quotidiano La Sicilia, di investimenti che si prevedono anche nella nostra regione. Vedremo come andrà. Senti, gli abbiamo chiesto del mercato, lui ha detto che insomma ci sono 4-5 colpi che possono arrivare, non ha detto proprio 4-5 colpi, quello lo sto dicendo io, ha detto che ci sono dei colpi che possono, che possono arrivare, però dico, vi aspettate che cambi qualcosa? E l'altra domanda che ti faccio è, Lucarelli come vi ha fatto capire? Il Benevento è la tappa per capire chi di voi merita la maglia del Catania? Vi ha fatto un discorso di questo tipo nel momento o no? Ti rispondo alla prima e penso che sia una domanda che dovresti fare alla società e quindi non a me, perché non saprei cosa dirti, quindi è la società che si occupa di queste cose. Della seconda ti posso dire che non ci ha detto assolutamente così il mister, ci ha solo detto di dare il massimo fino alla sosta per cercare di riprenderci un po' quello che abbiamo lasciato per strada, per poi, come ho detto prima, ripartire alla grande nel girone di ritorno. Perché questo è il lato, infatti ho fatto la domanda apposta perché tu mi rispondessi anche in questo modo, perché questo è il lato che sta caratterizzando Lucarelli, no? Anche quando vi riunisce al centrocampo alla fine della partita, lì parlate di altro, insomma, sì. Qualche volta ce lo dici anche nelle interviste post gara. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte di Preview, a fra poco. Riprendiamo la nostra preview, la nostra discussione con Ciccio Rapisarda, nostro ospite per questa puntata di preview. Intanto io però voglio sentire alcuni tuoi compagni di squadra e il mister cosa ci hanno detto in vista della partita con il Sorrento. Andiamo a sentirli. Sicuramente sarà una partita combattiva, come tutte ormai, perché comunque vengono qua
nel nostro stadio sanno benissimo che non hanno nulla da perdere loro, tra virgolette, anzi, se vincono o pareggio fanno l'impresa. Quindi noi dobbiamo farci trovare pronti e provarla a vincere. Mi aspetto una partita che magari loro vengono qui e si chiudono come fanno un po' tutte le squadre, però dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti e sicuramente il pubblico ci aiuterà. Oggi c'era anche il Presidente, l'ultima domanda che ti faccio, la soddisfazione data appunto al numero 1 della società con questa vittoria che fra parentesi alla fine ha anche confermato che insomma ci saranno degli innesti nel mercato, insomma non è una novità. C'è le ultime 2 partite e poi sarò a disposizione per tutte le domande di mercato. Fino a quel momento lì ve l'ho detto, se parliamo di mercato partiamo già da 1-0 per gli altri. Sulle soddisfazioni che avete dato a lui? Sono contento, se il risultato è sempre questo magari potremmo fare il contrario, che sta fisso a Catania e ogni tanto torna a Melbourne. Così, se fosse la chiave di volta sarebbe giusto così, no? Lo costringereste a stare qua? a stare qui, dai. Perché porta bene, insomma, questo è chiaro. Io torno da Naomi perché immagino che ci siano una miriade di messaggi, vero Naomi? Tanti messaggi. Partiamo sempre con un messaggio per Ciccio. Scrivono: il grande Ciccio merita di giocare sempre perché in campo ha fatto la differenza. Poi focalizzate l'attenzione sulla fascia destra. Chirico non è utile al gioco di squadra, non dà sbocchi e frena anche i centrocampisti. Meglio Chiarella, senz'altro, scrive Nino. In merito alla partita a porte chiuse perché per 30 persone devono pagare 18.000 tifosi. Questi disordini ci sono tutte le settimane in tutti gli stadi d'Italia, ma ce l'hanno sempre con il Catania. È una sensazione diffusa questa, anche in altri messaggi si faceva riferimento a scontri tra tifosi del Casertana e del Foggia, però ce l'hanno sempre con sto Catania. Anche lì hanno chiuso comunque, anche lì hanno chiuso. Sì. È vero che sono stati nello stadio, la differenza è stata questa, però anche lì hanno chiuso. Scrivono: finora la squadra ha fatto un bel percorso in Coppa Italia e secondo me si possono ancora ottenere dei buoni risultati in questa competizione. Forza Catania. Poi una domanda per Ciccio: da catanese doc, quanto impatta il supporto dei tifosi sulla tua prestazione, soprattutto quando il Catania è sotto nel punteggio? Scrive Andrea. Ecco, questa è una domanda che mi interessa e soprattutto se impatta psicologicamente in alcuni tuoi compagni, non lo dirai mai, e magari sono un po' meno abituati a questo pubblico così presente. No, cioè, quanto impatta in te e quanto negli altri? Un po' in generale, anche perché se riesci a portarteli da subito dalla tua, riescono a darti quella carica in più per magari arrivare in un pallone dove magari non ci arriveresti, o fai una corsa in più per aiutare un compagno e ti danno una carica in più sotto quel punto di vista. C'è qualcuno che un po' la subisce? Non mi dire chi. No, ma non è quello, non è il subire, è un po' in generale. Quando le cose vanno male è normale che vuoi o non vuoi subisci un po' quello che è il giocare a Catania. Giochi in una grande piazza, è giusto, come ho detto tempo fa, è giusto prenderti gli applausi quando vinci, ma è giusto prenderti qualche fischio quando non vinci. Vediamo un po' nel dettaglio attraverso la grafica quella che è la tua stagione fino a questo momento. Stiamo parlando ovviamente della stagione attuale, 23-24, con i minuti giocati. Lo sappiamo, c'è stato un infortunio importante e poi qualche partita trascorsa in panchina, ma chiedo sia a Gianluca e poi anche a Pierpaolo, mi sembra che le percentuali dicano tanto di positivo nonostante i minuti non siano molti. No, il discorso dei minuti sì, l'hai detto tu, viene da un infortunio, da un stop importante, però le percentuali di Rapisarda sono sempre state queste, altissime in entrambe le fasi, l'hanno accompagnato per tutta la sua carriera. Abbiamo parlato dei cross, però se vedete parliamo di un quarto di difesa, recuperi palla nella metà campo avversaria, statistiche altissime, duelli difensivi, è forte in tutti i reparti, ha una tecnica sicuramente non da terzino, ha un piede educato, giocatore pensante, veloce, ha veramente tanta qualità. Basta, insomma, ti ha fatto un sacco di complimenti. C'è qualcosa che non va, ce lo dici tu. C'è qualcosa che vorresti migliorarti? Allora ecco, per te anche... Sì, vabbè, quello non... C'è sempre qualcosa da migliorare, anche a 30 anni o a 20 o a 35 o all'età tua, non so. No, beh, ovvio, no, la mia non si può dire. No, a parte questo c'è sempre da migliorare qualcosa, ma lavoriamo per questo. Di certo non fa piacere quando uno commette un errore, ma
quello è sicuro, mi dispiace pure a me, però fa parte del gioco e ci sono anche gli avversari che ti portano a sbagliare, Certo. a volte sembra che magari uno lo faccia apposta, ma non è così. Nessuno, quindi- nessuno lo fa apposta. Anche io alla Non mia è veneranda così. età, quando sbaglio, lo Purtroppo ammetto. fa parte del gioco, io penso che sbagliano e hanno sbagliato i più grandi campioni, Esatto. quindi penso che sia normale e faccia parte del lavoro. Ma come si dice, il tifoso vede, no, quando si suda la maglia e quando ci si mette il cuore, poi dopo il resto ovviamente conta, ma intanto è importante, Sì, è io importante penso quello, che no? E quello su quello sia la serietà e la professionalità, penso che siano alla base di tutto. Poi uno può piacere o meno in determinate cose, però penso che l'essere una brava persona è una persona che ci tiene e conta Ha un molto peso. più di qualsiasi altra ha cosa. un peso. Posso fare una domanda? Certo, no, Una ma perché curiosità. sì, ti è concesso. Pulita, Vai. semplice. facoltà. No, no, A facoltà. appesi gli scarpini fra 10 anni, no? Cosa vorresti fare nel calcio? Ad oggi ti rispondo, non voglio più far parte del calcio ad oggi, perché non mi piace quello che è un po' tutto il contesto, non mi piace nemmeno fare l'allenatore ad oggi. La piccola percentuale aperta che lascia e mi piacerebbe fare un secondo il collaboratore, solo questo. Ah, particolare. Solo quella piccola percentuale. Se Ok. no, non lo so, magari fra qualche anno cambio pure idea. Paolo, però magari ci potrai ad oggi è quello. A parte che non ci penso tanto ancora perché mi sento abbastanza giovane da poter giocare ancora. Giusto che sia quindi così. non lo so, vediamo un po' in futuro quello che succede, non lo so. È particolare però, no? Beh, Che di beh, solito no, chi beh, smette- che di solito tutti chi vogliono smette- restare nel mondo del calcio, Sì, sì, no, aggrappare, no, come collaboratore magari Pierpaolo in qualche Non rappresentazione. diciamo eresie. Non diciamo eresie. Infatti immaginavo una risposta. Andiamo a vedere un pochettino 3 grafiche invece che danno un po' l'idea di quella che è la ragnatela dei passaggi del Catania in fase di possesso. Vediamo come gioca il Catania di Lucarelli. Vedete 2 circoletti rossi, in studio li vedete un po' di meno, a casa spero di più, sono rappresentati Quaini e Zammarini. La partita è quella con il Giuliano, la ragnatela di passaggi del Catania che vede maggiori passaggi fra Zammarini e Chiricò. Andiamo alla prossima perché poi la faccio analizzare da Gianluca, ovviamente voglio sentire anche Pierpaolo e Ciccio. La prossima è quella col Francavilla, altra partita in cui comunque il Catania ha giocato, anche in questo caso i circoletti rossi sono gli stessi 2 giocatori, Quaini e Zammarini, e il maggior numero di passaggi è fra Quaini e i difensori e sempre fra Quaini e Zammarini. Andiamo a vedere invece l'ultima, è quella col Messina, la partita dove il Catania ha perso e forse vedendo anche questa ragnatela di passaggi si capisce anche perché, ma ce lo spiega Gianluca e poi volevo l'intervento di Pierpaolo. No, più che spiegare, se vediamo un attimino le grafiche, come dici tu, sono le ragnatele di passaggi e quello è il DNA del Catania in fase di possesso, perché sul passaggio in orizzontale, la linea difensiva, quindi nella prima zona di costruzione, quando riusciamo ad andare a far arrivare la palla a Quaini, e poi si installa Zammarini, da là riusciamo poi a servire il nostro giocatore più offensivo, in questo caso Chiricò. Sì, specialmente al lato destro. Questo si evidenzia chiaramente nelle 2 gare, parliamo della prima, quella col Francavilla la seconda, e meno col Messina, cioè probabilmente con Messina per una questione di avversari, questione di non so che cosa possa essere successo, diciamo che è evidente che Catania non è riuscito dopo una prima zona di costruzione a sviluppare poi con Zammarini o con il centrocampista che era chiamato a fare quella situazione di gioco per portare la palla sugli esterni e servire i giocatori più offensivi del Catania, e là abbiamo sofferto. Sì, dico, ma nella gara del Messina, al di là di queste validissime motivazioni tattiche, ci sono anche, secondo me, anche altre letture da fare sull'atteggiamento e la reazione nel momento di difficoltà. La squadra mi è sembrata, cioè ho rivisto per lunghi tratti quella partita, la squadra della prima parte del campionato con Tabbiani che probabilmente ha perso molti punti per strada, al di là delle motivazioni tattiche, anche per una questione di mancato atteggiamento nei momenti chiave. Fortunatamente la squadra, quindi è un po' un vizio di forma che probabilmente ci si portava da presso,
La partita col Pescara la ritengo fondamentale perché insomma, dopo la sconfitta con il Messina avere una reazione di quella portata è un segno che il gruppo è vivo, che la squadra è forte, perché la squadra è forte e che segue quelli che sono i dettami Lucarelli. Quello che abbiamo visto nelle grafiche, Ciccio, è la conseguenza dell'atteggiamento magari per quanto riguarda la partita col Messina? No, ma diciamo che ogni partita è diversa da un'altra. Sicuramente non l'avevamo preparata in quel modo, però non sempre quello che prepari poi la domenica ti riesce. Siamo venuti a mancare un po' sull'atteggiamento, forse il secondo tempo, mi riferisco alla partita di Messina. Non è stato facile nemmeno giocare o provare a fare le nostre giocate, perché da fuori non sembrava, ma non sto cercando scuse o alibi, la partita ormai è andata, l'abbiamo persa, quello che è stato. Però quello che è il nostro gioco, cercare di verticalizzare subito, non l'abbiamo mai fatto, abbiamo sempre cercato di queste palle lunghe, perché anche loro sono stati molto bravi a renderci deboli in quello che è di solito il nostro punto forte. Mi ha ricordato un po' il secondo tempo di Potenza, un po' di lanci lunghi, lo so che è diverso, ogni partita è diversa. Sì, è stata un po' diversa, sì, mi ricordo la partita di Potenza è stata condizionata molto dal vento, come il primo tempo ci hanno schiacciato nella nostra area, il secondo tempo l'abbiamo fatto noi, però io penso e dico sempre che c'è anche l'avversario, loro sono stati molto bravi, sono stati più bravi di noi, hanno vinto la partita e non possiamo farci niente. Andiamo a proiettarci la partita invece con il Sorrento, andando a vedere alcune statistiche a confronto fra il Catania e la squadra campana. Queste sono quelle che abbiamo tirato fuori, che riguardano le ultime 5 partite, gli expected goals. Ne parleremo ancora di questo dato durante questa puntata. Gli angoli, che sono nettamente a vantaggio del Catania, e poi il recupero del possesso a centrocampo, che è 47,6% del Catania, e la perdita di possesso a centrocampo del Sorrento, che è 38,6%. Gianluca, cosa dicono queste statistiche? Sì, se ho la possibilità di rivederle mi viene più facile anche a commentarle. No, per i gol attesi chiaramente parliamo delle ultime 5 partite, sono numeri che ti fanno vedere come il Catania è propenso ad attaccare. Abbiamo già detto 1000 volte che è cambiato il modo di giocare con Lucarelli, si verticalizza e questi sono i risultati. Il Catania riesce ad arrivare in zona gol, a rendersi pericoloso, lo dimostrano chiaramente, una statistica molto comune è quella sui calci d'angoli, quindi arrivi sul fondo, cerchi di penetrare in verticale per andare a fare male. Il discorso importante è il recupero dei palloni al centrocampo. Il Catania ha una percentuale molto alta nelle ultime 5 partite di recupero palla nella zona di centrocampo, e di contro il Sorrento è una delle squadre che in questo momento, nelle ultime 5 partite, ha più palloni persi in quel reparto di centrocampo, quindi nella fascia di centrocampo da destra a sinistra e al centro. Come dico sempre, bisogna, dal punto di vista tattico, preparare un mismatch ed essere cattivi in quella zona di campo per approfittarne in questo momento di debolezza tattica del Sorrento. Il fatto di avere i 2 giocatori davanti alla difesa può avere un peso sotto questo punto di vista, col 4-2-3-1? Ciccio, poi lo chiedo anche a Pierpaolo, no. Sì, no, nel recupero, insomma, perché insomma anche Quaini ci ha detto sto meglio se gioco con un mio compagno più vicino rispetto che magari nel 4-3 dove ero proprio il perno davanti alla difesa. Sì, in base all'avversario, quello che si prepara, magari a volte forse non so se avete fatto caso mercoledì, dopo un po' ci siamo cambiati un po' per poi ripassare di nuovo al 4-2-3-1 per rifare il 4-3. Prepariamo delle cose. C'è la posizione di Rocca che è importante in questo. Prepariamo delle cose che pensano che possano darci una mano in più durante la gara, poi come ho detto prima non sempre riescono, però cerchiamo di farle per migliorarci. Catania Camaleontico, che questo può dare un risultato anche per Paolo? Sì, l'opportunità di giocare con il doppio play nel 4-2-3-1 toglie responsabilità chiaramente a un solo giocatore nella costruzione, anche se oggi sono più i difensori centrali che impostano e costruiscono il gioco, soprattutto nella fase iniziale. L'intuizione è stata quella probabilmente di Lucarelli, quella che
gli riconosco da un punto di vista tattico che diciamo un unico play in questo momento della stagione dove è subentrato lui magari non funzionava adeguatamente in continuità. Il Catania ne ha provati diversi lì in quel ruolo e magari l'intuizione è stata questa. È andata bene. Poi ovviamente un modulo che penso che conosce bene, passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 senza fare cambi si può fare, anzi risulta un'arma anche importante e quindi insomma va bene così. Gianluca. No, volevo dire che in virtù anche delle grafiche abbiamo visto poco fa, il 4-2-1, il Catania è quello il DNA, vuole costruire dal basso perché ha la qualità e la forza per poterlo fare, poi bisogna portare la palla avanti e quindi ci pensa Quaini, compagno di reparto, secondo play Zammarini, passi quando non te lo fanno fare vai in difficoltà, perché chiaramente gli avversari sanno, ti studiano e preparano, ma loro sono bravi come hanno fatto una partita in casa con le rotazioni, con la scala di reparto, scivolamenti di reparto, ad uscire fuori, ad eludere comunque questa pressione avversaria. Poi bisogna dare la palla a destra dove c'è qualcuno che va in sovrapposizione e crossa. Così funziona, no? qualche amico. Normalmente funziona così. Andiamo a vedere invece l'attacco per quanto riguarda Catania e Sorrento, poi torno da Naomi, vi faccio vedere soprattutto i tiri dentro l'area di rigore del Catania e i tiri fuori dall'area di rigore. È un dato che può far discutere? Sì, un po'. Qualità e personalità e idee, perché una squadra che tira da dentro l'area di rigore 41 volte nelle ultime 5 partite vuol dire che ci arrivi. Fatto bene a ricordarlo, sono solo le ultime 5. Ci arrivi, i tocchi in area di rigore sono 20.6 contro i 9.6 del Sorrento. Adesso io non voglio fare un paragone, lo faccio perché è la nostra diretta avversaria, no? Quindi è una squadra che ha idee, che ha forza, non è facile andare in area di rigore oggi, se non hai qualità, se non hai idee, loro lo fanno bene e le statistiche parlano chiaro. Voglio tornare da Naomi per sentire se ci sono altri messaggi per Ciccio. Ci sono, scrivono. Volevo complimentarmi con il grande Ciccio Rapisarda, mio capitano, professionista a 360 gradi, dentro e fuori dal campo, by Salvo Battaglia. Ancora, buonasera a tutti, grande Rapisarda catanese vero, sono Raffaele, l'anno scorso sei venuto da noi al San Filippo Neri, vecchio, a trovare i bambini, abbiamo fatto la foto insieme, forza Catania, vinciamo la Coppa Italia. Ancora, forza Ciccio diventa il simbolo di questa squadra. Adesso due domande che contengono, cioè due messaggi che contengono due domande. Sì. Ciccio, dei compagni dell'anno scorso che non ci sono più in rosa, chi ti manca di più in campo? E poi ancora, ciao Rapi, a che età hai capito che il calcio potesse diventare il tuo lavoro e non più un passatempo? Chi ti manca di più? Stai sorridendo, dici magari fuori dal campo? No, lo so. No, sarebbe riduttivo, offensivo fare un solo nome. Penso che quello che abbiamo vissuto l'anno scorso sia stato qualcosa di magico. Mi verrebbe da fare tutti i nomi di quelli che sono andati via, ma non si può? Non si può. Finiamo alle 10? No, anche perché no, a parte quello ci sentiamo sempre, mi sento quasi sempre con tutti, quindi anche fa parte del gioco, è una stagione indimenticabile sotto tutti i punti di vista, anche per noi che l'abbiamo raccontata fortunatamente così da vicino, è stata bellissima. Immagino quanto lo sia stata per voi che l'avete vissuta. È stata veramente bella. Veramente bellissima. La seconda invece, ecco, a che età? Diciamo che dal primo anno che sono andato fuori a giocare, avevo 17 anni forse, sì. Sono andato il primo anno a giocare a Cosenza, non è stato facile, l'ho detto più volte, è stato molto difficile, ma penso che quella sia stata la forza poi per farmi continuare a giocare tutti questi anni. Per arrivare a fare quello che hai fatto fino ad ora in carriera. Andiamo da Gianluca, perché noi facciamo alcuni tagli di alcune situazioni tattiche, insomma ci segui, non lo so, non lo dire se non ci segui. Forse è meglio. Andiamo da Gianluca, no non lo dire, andiamo da Gianluca per dare un po' il quadro e la situazione, sempre partendo, no in questo caso forse è la fase di possesso del Catania, vero? Sì. Ok. Sì, la partita è quella di Messina, chiaramente. Allora, situazione Chiricò, abbiamo cambiato modulo e sistema di gioco, adesso abbiamo una sovrapposizione sia interna che esterna, abbiamo
3 giocatori comunque che attaccano l'area di rigore, perché parliamo della punta, parliamo della sottopunta, parliamo dell'esterno lato opposto. Quindi cosa succede? Succede che abbiamo più zone in area di rigore da attaccare, più soluzioni da poter sviluppare e meno pressione su Chirico, e gli permettiamo di fare comunque quella che è ormai la sua giocata, che tutti conoscono ma per tanti risulta imprendibile e imprevedibile. La vediamo quella successiva? Perché praticamente racconta un po' le stesse cose che hai detto tu adesso, ma è un'altra azione. Praticamente. Sì, il concetto però è sempre quello, non è questa qua. Questi non siamo noi. No, infatti è partita una cosa del Sorrento. Vabbè, vediamo se comunque. Facciamo mista. Facciamo mista Sorrento-Catania. No, ora tentiamo di rimetterle a posto. Comunque, ecco, questa situazione di Chiricò col 4-2-3-1, quello che diceva Gianluca, comunque date un po' più di soluzioni, ci sono un po' più di soluzioni per lui, no? No, io penso che quello che è il modo di giocare di Mino resta sempre uguale, anche perché stiamo parlando di un giocatore troppo importante per noi, è un top player per la categoria, è un giocatore troppo importante per noi in tutti i sensi. Forse così riusciamo a riempire un po' di più l'area, avendo la punta e il tre quarti con l'esterno del lato opposto che riesce a chiudere. Okay. Però anche qui siamo una partita un po' strana. Però. Lo so, qua traversa, mani forse, non è che se senza forse, okay. Forse no, però. senza forse. Vabbè, è una partita che è andata così, insomma, è andata così come hai detto già tu. Andiamo a vedere la prossima allora del Catania. A questo punto mi affido alla regia per vedere qual è la prossima clip. Andiamo a sorpresa. Sì, ecco, andiamo sulla fase non possesso. L'avevamo detto in fase di pre-match, l'unica cosa che non doveva fare il Catania, adesso a parte l'errore, voglio dire che non si può nemmeno commentare perché di errore si parla grossolano, il Catania doveva evitare di allungarsi, perché nelle partite analizzate il Messina era l'unica arma che poteva avere, verticalizzando. Loro hanno sempre provato a verticalizzare, a cercare comunque questi attacchi diretti, quindi palla lunga. Il Catania l'ha fatto in qualche circostanza e in una di queste infatti ha subito il gol, e in questa situazione in quella successiva questo è il gol. Se noi andiamo a vedere la clip successiva, praticamente si vede ancora questa squadra un pochettino troppo allungata. Squadra sfilacciata. Qualcuno l'aveva detto, no? Che questo poteva essere, non so chi è stato, ma nella scorsa puntata. Vabbè, dico, avevamo studiato il Messina, quindi si vedeva, si capiva che era una delle loro armi, e un errore che Catania non avrebbe dovuto fare. Ora adesso, al di là del gol, come dicevo poco fa, un errore grossolano che poi ci può stare comunque, però era una situazione tattica che Catania non doveva concedere al Messina. Succede in alcune fasi della partita, no, Ciccio? Sì, ma io penso che quello che è successo a Tommy è stato un errore tecnico. No, a parte l'errore, sto parlando di allungarsi un po' in campo. Sì, ma l'errore tecnico penso che sia non normale, perché non è una cosa normale, però se fosse stato un errore di... come ti posso dire? Un errore tattico fosse stato magari un po' più grave, sarebbe stato più però peggio. Eravamo messi benissimo, uno era uscito sulla palla, 3 in copertura, l'azione quella prima del gol, dico. Poi siamo stati anche un po' sfortunati nell'occasione del gol, la palla è passata in mezzo a 4. Un po' di rimpalli prima che arrivasse proprio ad Emmausso. Sì, anche perché Ale Livieri aveva fatto anche un grande intervento per cercare di rallentare quello che era l'attaccante del Messina. È vero. Andiamo a vedere invece un'altra grafica e chiudiamo questa parte invece con gli attaccanti, perché insomma anche in questo caso parliamo delle ultime 5 partite di Carmine e De Luca, chiaramente ovvio con le dovute considerazioni, soprattutto per quanto riguarda Di Carmine, che ha saltato alcune partite per infortunio. Che cosa dice questa scheda, Gianluca? Perché vediamo dei numeri che sono diversi, ma che magari messi insieme allora, ti dico che sono numeri pazzeschi, nel senso che
al di là dei minuti giocati dei due giocatori, i tiri effettuati e quelli nello specchio della porta, Di Carmine ha fatto 2 gol e De Luca ne ha fatti 2. La cosa strana qual è? Che Di Carmine ha un XG, quindi un valore atteso per i tiri in porta che ha fatto. Avevamo detto che ci saremmo tornati. Sì, un XG di 2.09 gol, quindi avrebbe dovuto fare da quella posizione alla quale lui ha calciato in porta, avrebbe dovuto fare statisticamente 2 gol, ok? E quello ha fatto. Sì. La cosa strana è De Luca da sottopunta ha un valore atteso di gol di 0,39, cioè meno della metà, però ha fatto 2 gol. Dove voglio arrivare? È una mia considerazione. Cioè, avere questi due... Ciccio arriviamo alla fine. Arriviamo alla fine. Dove voglio arrivare? Da tecnico e da analista ti dico questo: avere un giocatore come Di Carmine messo là, 2 occasioni da gol, deve fare 2 gol, fa 2 gol, ok, ha fatto il lavoro che doveva fare. Avere una sottopunta come De Luca, dove il valore atteso è meno di metà gol e lui te ne fa 2, cioè a mio avviso da statista hai trovato 2 giocatori che si completano e ne puoi trarre un beneficio pazzesco, perché ti portano cioè questo ha stravolto, questi 2 assieme stravolgono la statistica. Parliamo degli ultimi 5 partite, quindi il minutaggio hanno stravolto una statistica di gol. Ok? Quindi quello che voglio dire, è concluso, se no sembra poi me li voglio vendere o me li voglio comprare. No, che tutte e 2 messe assieme, se andiamo, e farebbero bene a farlo tanti allenatori, non parlo adesso per il Catania, ok? Dare un occhio a queste statistiche, perché poi ti vanno a far notare il momento di forma del calciatore. Quindi è giusto vederlo negli allenamenti, è giusto vederlo durante la settimana, ma è giusto dare un occhio alle statistiche. Anche perché, insomma, questa situazione che Gianluca dice si vede in alcune fasi finali della partita, quando Lucarelli dice che De Luca può dare ancora di più, no? Sì, ma Peppe De Luca non si conosce certo. Non si conosce certo. Non servono le statistiche. No, penso che la sua carriera parla per lui, ha sempre fatto molto bene, ha sempre fatto molti gol, e quindi è così, lo stesso Samu e tutti gli altri che abbiamo in squadra. E insomma, vedremo, perché certe volte appunto giocano insieme, insomma, soprattutto in alcune fasi della partita, in questo che diventa una sorta di 4-2-4. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo e continuiamo la nostra discussione. A fra poco. Riprendiamo con la nostra preview andando a collegarci con c'è un altro Ciccio, non è Ciccio Rapisarda ma è Ciccio Triolo da Messina. Ciao Francesco, come stai? Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, per introdurre con te la partita, che invece quella del Catania è lunedì, quella del Messina invece è molto più ravvicinata nel tempo, è un'altra partita importante per la squadra di Modica. Francesco, a te. Sì, si gioca domani alle 16:15 a Potenza ed è una partita importante nella misura in cui il Messina deve confermare quanto fatto di buono contro il Catania e dare seguito anche alle 2 vittorie consecutive in campionato. Partiamo di Monterosi proprio contro i rossazzurri. Non è facile a Potenza perché è uno scontro diretto, è una squadra quella allenata adesso da Peppe Raffaele, che in casa ha costruito praticamente la sua classifica con 17 dei 19 punti che ha in graduatoria. Gli mancherà l'ex Caturano in attacco, uno dei giocatori più importanti di quella squadra, però è una squadra che deve e vuole vincere, e il Messina dovrà essere bravo a imporre il suo gioco per non farsi trascinare dal Potenza sostanzialmente. Mancherà ancora Lia, mancherà Buffa, rientra invece Polito dopo la squalifica, quindi sarà un Messina con Modica che bene o male ha un po' di scelte da operare, quindi se poi vediamo subito la formazione così capiamo un pochino anche meglio lo schieramento del Messina. Polito potrebbe giocare a destra. Ovviamente non è 4-2-3-1 ma è 4-3-3, chiaramente, questo è ovvio. Sì, 4-3-3 con, se vogliamo, un ballottaggio tra Polito e Salvo sulla destra, poi il resto dovrebbe essere la stessa squadra che ha giocato contro il Catania. Confermiamo Mausso, Ragusa e Plescia davanti, anche se Zunno che è stato uno dei
dei protagonisti del gol contro i rossazzurri, scalpita per poter giocare un po' di più magari dall'inizio. Come detto, partita importante nella misura in cui il Messina deve confermare ciò che di buono ha fatto vedere in queste ultime 2 partite. Francesco, io ti ringrazio e ti saluto, come sempre prezioso il tuo intervento anche per inquadrare quello che è il prossimo avversario del Messina e soprattutto come si prepara il Messina, ma credo che ci sia una domanda, no? Sul Messina, la vogliamo fare direttamente a Francesco, Naomi? No, in realtà non è una domanda, diciamo, una domanda. è un messaggio di un nostro amico telespettatore. Scrivono: fa ridere quanto fatto di buono a Messina, io direi quanto non fatto di buono dal Catania. Lucarelli, Babbo Natale, ora tagliamola. Vabbè, no, niente, va bene, ma devi capire una cosa, che nell'ultimo mese, prima di affrontare Monterosso e Catania, il Messina ha fatto veramente male, quindi ha fatto bene in queste ultime 2 partite. Viceversa, il Catania aveva fatto bene da quando era arrivato Cristiano Lucarelli in panchina, poi a Messina probabilmente ha perso la via, come dicevate, non ha trovato l'atteggiamento giusto nello spogliatoio. Quindi... Ho riportato quello che era la sensazione da casa. Finito ciao qua. Francesco, un abbraccio. Esatto, ciao, buona serata. Ciao, buona serata, ritorno fra poco da te Naomi. Andiamo invece al prossimo avversario del Catania con le ultime giocate dal Sorrento. Facciamo un po' il punto di quelli che sono i risultati della squadra campana poco prima di affrontare il Catania. Le ultime 5 giocate dalla squadra campana, che sono queste. Sorrento che sembra soffrire con le squadre di bassa classifica, ha perso col Monterosi poco prima di questi 5 che vedete, ha perso col Brindisi l'ultima in casa, però ha battuto il Taranto, ha battuto il Monopoli, ha vinto in casa del Latina. Ciccio è una squadra che insomma... come tutte in questo campionato di Serie C non va mai presa sotto gamba, per di più voi la conoscete perché l'avete affrontata l'anno scorso, una squadra diversa ovviamente, ma l'anno scorso ma non magari in tanti giocatori. E non in tanti giocatori. Il loro allenatore è rimasto, e quello, se non sbaglio. è vero, ma io adesso ne abbiamo parlato. Una squadra che anche l'anno scorso comunque aveva delle idee, giocava molto, molto bene. Sicuramente, come hai detto te, tutte le partite sono difficili e noi come sempre cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi per cercare di fare il risultato e portare a casa la vittoria. Hai parlato dell'allenatore, andiamo a conoscerlo meglio attraverso la grafica con cui appunto presentiamo l'allenatore della squadra avversaria del Catania, in questo caso Maiuri, che insomma è un po' un profeta in patria, no? A Sorrento, perché eccolo qua. A qualcuno ci dice addirittura da Sorrento che rischia di vedersi intitolato una piazza, perché dopo essere tornato proprio in costiera aveva lasciato nel 2020, ha completato l'opera riportando i rossoneri in Serie C. E poi invece il giocatore più rappresentativo che rientra proprio con il Catania, perché ha saltato l'ultima per squalifica. Stiamo parlando di De Francesco, 3 reti e 3 assist in stagione, gioca davanti alla difesa, insomma nel 4-3-3 a centrocampo. Quando manca, come è successo col Brindisi, la squadra va un po' in difficoltà. 30 presenze, 5 gol con il Mantova nella stagione scorsa, 294 apparizioni con 24 reti tra i professionisti. Un altro giocatore di valore di questo campionato, perché ce n'ha veramente tanti, soprattutto questo girone, Francesco. Sì, sono tantissimi giocatori con molto valore che ci stanno in Serie C e magari tanti non arrivano, secondo me, a fare quel qualcosa in più che gli spetterebbe, però fa parte del gioco. Io penso che nessuno arrivi per caso, e chi arriva in Serie A o Serie B è perché c'ha qualcosa in più. Per Paolo, un'altra partita fondamentale questa qui del Catania, che appunto dicevi proprio questo. Lo dicevo poc'anzi, dico questa è quella col Benevento che va a chiudere un pochino il campionato prima della sosta per il Catania e per quello che può essere il cammino del Catania, proprio vedendo all'orizzonte questa sosta dove la squadra può compattarsi ancora di più, può lavorare ancora meglio. Risultano essere 2 partite fondamentali. Ecco, la seconda col Benevento per misurare il grado di salute e la forza reale di questa squadra, perché il Benevento è attardato in classifica ma ha un ottimo organico.
Questa qui è una partita da vincere con la forza, perché ti proietterebbe appunto alla gara col Benevento, che è quella che precede la sosta, con un'altra mentalità, con un vigore, un umore completamente diverso. Gianluca, andiamo ad analizzarlo un po' questo Sorrento, fase di non possesso, in questo caso partiamo da lì per quanto riguarda i rossoneri. Sì, ho cercato di racchiudere un po' quelli che potevano essere i problemi del Sorrento in questo inizio di campionato, in questa prima parte di campionato, e sono la famosa zona 14 che ormai abbiamo imparato a conoscere, che è quella porzione di campo proprio fuori in zona centrale dell'area di rigore, là dove può agire la sottopunta del Catania nel 4-2-3-1. La posizione di Rocca, per intenderci, o almeno che Rocca ha occupato. Sì, ok, quella posizione là, questo succede perché il loro play tende a spostarsi, a lasciare scoperta quella posizione di campo, e poi un'altra situazione che è importante quando riguarda le loro maglie difensive, a mio avviso troppo larghe in fase di non possesso. Andiamo a vedere la prossima, sì. Andiamo a vedere la prossima clip in questo senso, perché qui abbiamo visto appunto la zona, invece nell'altra, la zona 14 appunto lasciata vuota, nell'altra invece hai evidenziato appunto gli inserimenti, no? Sì, ho voluto evidenziare questa azione, che è quella del Brindisi, dove vedi un giocatore, sono in superiorità numerica sulla palla, a mio avviso si fanno attirare troppo dalla palla, quindi sullo scarico in zona centrale, palla assolutamente leggibile da attaccare, guardano la palla, il 30 fa una sorta di diagonale, va a chiudere il campo, quando dovrebbe solamente chiudere la traiettoria e stare in linea con i difensori. Questo favorisce l'inserimento dell'attaccante del Brindisi. Insomma, sono situazioni che una volta studiati i movimenti della difesa del Sorrento se ne può trarre beneficio, sicuro. Andiamo alla prossima clip, che riguarda sempre ancora il Sorrento, per dare uno sguardo invece alla situazione proprio nella zona centrale del campo, no? Sì, anche qua messo in mezzo dai giocatori del Taranto, un passaggio semplice da leggere, 2 km/h, poi palla sull'esterno, palla dentro, persi tutti i riferimenti. Questo, come dicevo prima, perché molto spesso durante le fasi della gara i difensori sono attratti dalla palla, quindi non riescono a leggere e non vedono gli inserimenti degli uomini. Come diciamo sempre, il concetto è sempre uno: dentro l'area di rigore si marca. Che Pierpaolo, concetto che conosce benissimo, fra parentesi, e che anche Francesco, insomma, sì, può confermare sicuramente. Certo, la palla in area di rigore non entra da sola, esatto, ecco, questo io dico spesso, quindi bisogna farci un pensierino. Andiamo alla fase di possesso invece del Sorrento, con il tridente che dà però pochi punti di riferimento, no? E questi saranno... Nelle gare analizzate questo è il tridente del Sorrento, assolutamente fuori dallo specchio della porta. Potrebbe essere anche una situazione, una giocata codificata, perché puntualmente vediamo l'inserimento molto spesso di Lamonica, ma la mezzala di parte va sempre dentro, quindi loro ti liberano la zona di campo che va attaccata poi dalla mezzala, quindi bisogna stare attenti a questi inserimenti. Per quanto riguarda il tridente, ti dicevo, un tridente molto forte, di forza fisica, di peso, è veramente pericoloso perché non dà punti di riferimento. Sul tridente chiedo qualcosa a Francesco, insomma, del Sorrento, un pericolo in più, ovviamente magari il pericolo maggiore per voi in difesa. Oggi abbiamo ripreso quello che è la preparazione alla partita di lunedì sera, certo, e ci stiamo lavorando. Sappiamo che sono molto bravi, giocano molto bene lì davanti, con questi inserimenti delle mezzali, che anche la Monica, se non sbaglio, c'era l'anno scorso, ha fatto tantissimi gol, e quindi cercheremo di limitarli per poi fare quello che è il nostro gioco. Che sapete fare. Andiamo a vedere proprio questo inserimento di Lamonica nell'ultima clip che vi facciamo vedere, Gianluca. Sì, questo è Bagé, credo, l'attaccante esterno. Sì. Come vedi è un tridente molto largo, ti lascia questi buchi per gli inserimenti delle loro mezzali. Lamonica credo che sia in fase di possesso, il giocatore senza palla, il più pericoloso e da assorbire in maniera sistematica, perché rischi di prendere gol. Pierpaolo, è una situazione importante a cui dare peso, no, per il Catania? No, è una squadra che, almeno da quello che vedo, va
riesce ad andare bene sul fondo e quindi quando gli attaccanti si schiacciano verso la porta è chiaro che se hai dei centrocampisti che a rimorchio sanno entrare dentro gli spazi giusti e nei tempi giusti, sono giocatori che possono far male, anche perché spesso gli inserimenti da dietro vengono persi, no? Generalmente è un effetto sorpresa che provoca danni importanti. Noi ci fermiamo, fra poco ritorniamo, andiamo a vedere, anche se è un pochettino troppo presto magari, ma quelle che possono essere le probabili formazioni al Massimino per la partita di lunedì. A fra poco. Ultima parte della nostra preview che voglio aprire con i messaggi dei nostri telespettatori e dunque con Naomi. Marco, c'è un messaggio per te. Scrivono: Sì. dite a Marco Carli Sì. che lunedì deve fare le veci di 18.000 persone. Certo. Confidiamo in te, sbottonati, urla, fai un po' il patanè della situazione. No, ma ci sarà patanè lo so. lunedì, per cui non devo fare niente. Fa lui, io vado a fare le interviste. Ancora, lunedì non saremo in curva, quindi presumo sia un tifoso, no? E va bene, accettiamo questa decisione. Una cosa volevamo dire a Ciccio: ad Ghiugari come se fossimo presenti. Va attaccati due cuffie Bluetooth e va scutati i cori che facciamo. Queste sono le direttive che arrivano dall'alto e quindi io le riporto in trasmissione. Dall'alto cosa? Che ne so, dall'alto dei cieli. Dall'alto di che? No, io per capire. Ciao Rapisarda, tu cosa pensi della scelta di alcuni tuoi compagni di lasciare la squadra? Secondo me dovevano continuare a lottare come hai fatto tu. Continua il messaggio. Ma Quindi nessuno ha scelto niente per il momento. No, penso si riferiscano a compagni dell'anno scorso. Non so. Vabbè, ho capito. Non pensi siano scelte, no? Insomma, no. Scegli la società e scegli il giocatore. Allora, basta? Sono finiti? Basta, sono finiti. Sono finiti, vabbè, però no, quella della cuffia è bella. Anche a me è piaciuto molto. Li dobbiamo registrare, Marco. Registriamo ti presto questo qui. Siamo figli del vulcano. Senti, andiamo a vedere la probabile formazione. Aspetta, prima di vedere la probabile formazione, giochi? Non lo so. Non lo sai ancora? Vabbè, niente. Lo diciamo noi? Un'anticipazione. Glielo diciamo noi. Vediamo, va. Non lo so. Io non lo so chi è che l'ha preparato. Ma non è detto, no. Allora, la situazione, questa potrebbe essere la probabile del Catania. Dubbi, chiaramente potrebbe essere riproposta una situazione un po' simile a quella che è successa con il Pescara, con qualche falso 9, ecco, diciamo così. Ovviamente l'abbiamo detto 72 ore prima della partita, insomma, anche noi che qualche volta ci avviciniamo è molto difficile. No, ma da quando è arrivato mister Lucarelli fino al sabato mattina non sappiamo mai, per cui anzi fino al giorno stesso della partita, la domenica mattina fino a lunedì non saprete niente. Fino a lunedì mattino prima che facciamo la riunione non sappiamo niente, anche perché penso sia giusto così, tenere tutti sulle spine, tutti concentrati per poi farsi trovare pronti. Difficile però i rientri, questo lo dico io, non lo faccio di alcuni giocatori, di Carmine, lo stesso Bois, vedremo qual è la situazione. Insomma, chiaramente questa è quella che noi immaginiamo possa essere la formazione del Catania. Lo stesso Silvestri, fra parentesi, abbiamo visto anche in stampelle l'altra volta durante il post match con il Pescara. Andiamo a vedere invece quella la probabile del Sorrento, con il 4-3-3 di Maiuri per la formazione dei rossoneri, che schiererebbero Todisco Blondete e poi Fusco e Loreto del Sorbo in porta. La Monica, ne abbiamo parlato, con De Francesco e Cuccurullo, e poi Vitale, Martignago e Scala. Questo è il possibile 4-3-3 del Sorrento, con il tridente di cui abbiamo parlato molto poco fa. La nostra top 11, e poi parliamo un secondo di pallavolo prima di concludere la nostra trasmissione. La top 11, eccola qui, schierata questa volta. Francesco, devi sapere che questa è una top che non è che la decidiamo noi, deriva da statistiche e dati incrociati che poi fanno tirar fuori una probabile formazione. Si deve solo scegliere lo schema. In questo caso abbiamo scelto il 3-5-1-1. Sono sempre tanti i giocatori della Juve Stabia, perché, Francesco, stanno in effetti dimostrando in questo momento di essere i migliori, oppure? Sì, secondo me sì, anche perché non sono lì per caso, stanno dimostrando di meritare ampiamente il primo posto. Senti, sai che c'è una squadra di pallavolo a Catania che gioca nel massimo campionato
della pallavolo, lo sai, sì, dai, di sì. È come la stessa cosa Lo so. tu devi dire sì e non devi dire no, non devi dire che non vedi la puntata, devi dire sì che c'è la pallavolo, anche perché è una squadra che gioca in un campionato importantissimo che è la Superlega, che è il campionato più importante del mondo. Hanno una sfida importantissima la prossima contro Modena di sabato al Palacatania, e andiamo a sentire proprio Santiago Orduna cosa ci ha detto prima di questa partita. Abbiamo fatto una settimana intensa di lavoro, cercando di capire e valutare gli errori che abbiamo commesso la partita scorsa e mettere in campo queste cose per migliorare la prossima prestazione in casa. Modena è una squadra molto tosta, ha un giusto mix di esperienza, di molta esperienza, e di giocatori giovani che vengono da una grandissima vittoria, da una partita molto importante che hanno vinto in casa contro Trento, quindi devo dire che stanno attraversando un gran momento e noi dobbiamo mettere insieme tutte le nostre energie e tutte le nostre forze per fare la miglior prestazione e cercare di portare qualcosa a casa che sarà molto importante per poter muovere la classifica. Sì, il pubblico di Catania e la gente si è dimostrata di essere di fianco a noi, di stare con noi, e Palazzetto c'è tanta carica, ci dà una carica in più, quindi ci aspettiamo tanta gente questo sabato. Allora, per la fine del girone andata mancano 2 partite, questa con Modena e sicuramente la partita contro Taranto, che sarà un'altra finale per noi, in attesa di che comincia il girone di ritorno, in cui sicuramente avremo avuto un gran bagaglio indietro sulla nostra schiena, in cui dobbiamo cercare di raccogliere la maggior quantità di punti e di vittorie per continuare a lottare per raggiungere il nostro obiettivo, che tutti sappiamo qual è. Ed è la salvezza l'obiettivo della Saturnia, un obiettivo ancora da centrare, una partita, l'ha ricordato anche Orduna, quella del 26 invece, del 26 di dicembre contro Taranto, che assume già dei contorni importanti, è l'ultima del girone di andata, ma prima appunto c'è la partita con Modena. Allora, Ciccio Rapisardi, insomma, come ti sei trovato? Hai solo una risposta? Benissimo. Perfetto, puoi decidere, aspetta che mi dice Naomi che ci sono altri 2 messaggi per te, 1, 2? 2. Vai, scrivono: l'analisi di Grella nel post partita Catania-Pescara ci dice che la società Catania Calcio, oltre ad essere una società forte e ambiziosa, è anche competente, in quanto capiscono di calcio e in più di saper lavorare nella psiche del gruppo Catania Calcio. Dobbiamo fare veramente i complimenti allo staff Pelligra. E poi c'è un messaggio per Lucarelli: Dubiscas no, Lucarelli fai entrare De Luca. Fine, chiudiamo così oggi. Allora, questa Ciccio non gliela possiamo chiedere ovviamente di capire chi farà entrare Lucarelli. Grazie veramente Francesco Rapisarda per essere stato con noi, ti aspettiamo quando il Catania giocherà lunedì. La prossima volta che il Catania giocherà di lunedì. Grazie veramente a te per essere stato con noi. Grazie Pierpaolo Alderisi. Grazie a voi. Grazie Gianluca Russo. Grazie a te, grazie a voi. Noi ci ritroviamo insomma la prossima settimana, e grazie Naomi, anche con te ci ritroviamo ovviamente puntualmente la prossima settimana. Io vi ricordo invece gli appuntamenti, ovviamente con le nostre trasmissioni, lunedì la diretta della partita con diretta studio stadio della partita del Catania con il Sorrento, poi martedì sarà il turno di corner, e poi noi torneremo come sempre venerdì, che sarà invece veramente preview, perché sabato si torna già in campo nella partita di Benevento per quanto riguarda il Catania. Grazie per averci seguito, una buona serata.